Intanto perché ci ha insultato. E poi anche perché tutte quelle unità di fronte al nostro confine sono sicuramente un problema. Allora, non possiamo dichiarare guerra, vero? Esegui un tributo, dichiara una guerra a sorpresa. No, mi pare dobbiamo aspettare 5 turni. Quindi, un altro turno per il carro. Sì, potrebbe essere una buona opportunità. Adesso penso che entro 3 turni potremo migliorare anche questi in spadaccini e lanciarci all'attacco. Sì, Hong Kong più che altro ci potrebbe coprire. Ecco qua, altro carro da guerra che lo mandiamo qua davanti adesso. Gli arcieri qua, così lanciamo 2 frecce anche là sopra. Come produzione. Cosa facciamo? Un altro scout? Io direi di no, perché sta arrivando lo scout che abbiamo considerato. Quindi, guerriero a cavallo che serve? I cavalli che sono lassù, ma non possiamo... Ecco, la torre d'assedio. Questa è fantastica, la voglio vedere. Ok, sto scout, mi raccomando, procedi e cerca di arrivare al più presto qua. Mi raccomando. Un'unità attende ordini, chi? Ah, lui. Mi sa che questo ragazzone qua... Dov'è? Non lo so come farla avanzare. Possiamo passare di qua? Basta, attraversiamo Gilgamesh. Possiamo attraversarlo? Penso che lo scout possa passare. Boh. Va bene. Fortifichiamo questo. Turno successivo. Vediamo adesso che succede. Arriva lo scout degli Aztechi che ci passa vicino. Oh, attenzione, attenzione. L'ariete, si stanno preparando allo scontro. L'ariete. Vuoi invadere, eh? Non daranno La valuta completata. Benissimo. No, niente navigazione. Andiamo alla meccanica per sviluppare la tigre e il balestriere. 3 turni la torre d'assedio. Ragazzi, sta per scoppiare un conflitto enorme qui. Speriamo di farcela. Penso di avere le unità migliori. Abbiamo 3 unità di arcieri. Adesso arriva anche la torre d'assedio. Sto carro da guerra messo qua, però... No, il carro da guerra è troppo prezioso. Ecco, mettiamolo qua dietro. Questi sono tutti fortificati, vero? E ok. E allora, questa unità attende ordini. È pronta. Sì. Fortifica. Ecco, questo non può passare di là. Andiamo qua. Ok. Vai. Ragazzi, stiamo attenti che quello con l'ariete messo lì ci vuole dichiarare guerra. Un ariete davanti ai nostri confini non è una bella cosa. Mi raccomando, voi là dietro. Ancora non si sente nulla. 76. Prossimo turno miglioreremo questa unità di spadaccini. Che cos'è questo? No, pure il popolo di mezzo no, attrattiva. E l'attrattiva aumenta come? Però la guerra, ci stiamo preparando alla guerra. Speriamo che il popolo non si metta in mezzo. Scontenta. Che succede qua? No, il cibo c'è, surplus grazie al mulino. Il problema è che sono tristi e che sono annoiati, penso. Scontenta. Adesso vedremo di costruire qualcosa, però per il momento non possiamo fare altro che attendere. Questa unità la possiamo fortificare. Lo scout qua giù lo mandiamo in avanti. Ancora. Ah, meno male. E adesso vedremo di attivarci. Posso dichiarare guerra? Ecco. Un casus belli, il caso di guerra, rappresenta una ragione per dichiarare guerra che riduce o annulla totalmente la penalità per la bellicosità normalmente imposta per una dichiarazione di guerra. Bene. Dichiara una guerra formale. Dichiara una guerra a un giocatore che è già denunciato almeno 5 turni fa. Nessuna limitazione di città. Vai. Allora, questa mossa scatenerà una guerra con la Russia. Penalità per la bellicosità leggera. Vai. Ваша война тщетна. Россию победить невозможно. Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Vediamo. Arrivederci. Perché potremmo anche farci amici gli altri, i suoi nemici. Allora, ci siamo? Ci siamo? Ci siamo? Le nostre unità sono pronte?
cos'è questo? Attacca a distanza dalla... Pure la città può sparare. E allora, il commerciante adesso torna. Questo quanta difesa ha? Forse mischia, va bene. Allora, siamo pronti al combattimento. Gli arcieri. Noi abbiamo arcieri, e questo è importante, lui non ne ha. Cioè, ce l'ha 4 lanciatori di pietra là che neanche sanno cos'è. Non so che fare, non vorrei... Allora, facciamo così. Passo in avanti per questo, passo in avanti per questo. Olè. Attacchete. Ragazzi. Il carro non può fare passi in avanti. E allora, che facciamo? Questi che sono? No, non lo voglio toccare l'azteco. Non può andare qua. Signori, fuoco! Signori, pure voi, eliminatelo ormai alla fine. Dai, dai. Che animazione. Però abbiamo guadagnato questo punto qua che non mi piace tanto. Allora, noi di qua non ci possiamo più muovere. Questi spadaccini neanche. Questo carro lo possiamo invece far avanzare qua. Quest'altro carro no. Questi arcieri li dobbiamo spostare qua. Questi li mettiamo dove? Questi li mettiamo dove? Dove? Queste unità qua non la vorrei far avanzare ancora. Ragazzi, qua è tutta una strategia di posizioni. Sto carretto lo mettiamo in città. No. Questi spadaccini sono ottimi, li possiamo far andare in avanti. Così questi li portiamo qua. Siamo pronti per il prossimo attacco. Questi spadaccini li fortifichiamo. Il carro da guerra lo... qua deve stare. Turno successivo. Vediamo che succede. È nostro questo, carro pesante? Ah, è diverso. Andatevene, via, via, scappate. E adesso ci divertiamo. Spero che non ci sia qua il battaglione. Cioè, l'intero battaglione russo e questa era solo una trappola. Speriamo di no. Allora, potenziamola. E allora avanziamo, ragazzi. Gradualmente portiamo gli spadaccini avanti. Gli arcieri li facciamo avanti. Il carro pesante lo facciamo avanzare fin qua. Gli arcieri li portiamo avanti. Tutti gli spadaccini un passo avanti. Si stanno nascondendo nella gola laggiù. Vai. Questi non si possono muovere. Questi neanche. Ci mettiamo qua. Oh, vittoria schiacciante. Possiamo dargli una bella botta, dai. Ok. Falciati. Questa unità resta qua, questa qua. Questi... No, i lancieri fortifichiamoli finché è guarita. Qua che ci sono altri arcieri, no? Meno male che ho reclutato tutti questi arcieri. Questi qua facciamogli fare un passo in avanti. Questi arcieri qua sarebbero ottimi messi qua, però. C'è qualche altra mossa forse che posso fare. Questi non si possono più muovere. Qual è quella che attende ordini? Questi fermi. Voi chi? Dove sono? Questi? Questi purtroppo pure fermi. Tu fatti un passo qua. E allora ragazzi, continuiamo qua. Vai, vediamo che succede. Vediamo che fanno. Attenzione. Che ha fatto? Stanno scappando verso nord. Mamma mia. Sarebbe davvero un'ottima opportunità conquistare la Russia. Bene. Abbiamo l'opportunità di cambiare sistema di governo, adottandone uno più moderno. Ok, ok. È un buon... Allora ragazzi, è molto importante adesso. Allora, vediamo un po'. Come forma di governo ci sono 3 forme di governo. Allora, Repubblica Classica. Ecco. La Repubblica Classica potrebbe essere importante. Forza di combattimento delle unità da mischia. La capitale riceve +1 a tutte le rese.
Riceve +1 a tutto. +1 di che? No. No. La Repubblica Classica mi interessa perché 15. Vabbè, mi interessa tutte le città con un distretto ricevono +1 di attrattiva. Quindi è importante perché abbiamo bisogno dell'attrattiva. Allora, e adesso. Ah, questo non fornisce politiche militari, la Repubblica Classica, ma vedremo. Però possiamo avere 2 punti in più per il grande scienziato. E sicuramente 2 punti di influenza per turno ai fini di ottenere emissari. Primo emissario inviato a ogni città-stato conta come 2 emissari. No. Leader carismatico. 2 punti di influenza per turno ai fini di ottenere l'emissario. Va bene. Ah, è un'altra politica economica importantissimo. Quindi possiamo mettere questo. Produzione per tutte le città. Confermiamo la politica. L'ho fatto anche perché per migliorare. Vediamo un po' adesso come va. Ecco, fortunatamente adesso siamo contenti, quindi salviamo. Spero che stia registrando. Allora, come albero del progresso civico, che facciamo? E allora, svaghi e passatempi, abbiamo finito questo. Possiamo fare svaghi e passatempi, l'arena, il Colosseo, quartiere e divertimenti. Sì, penso che sia l'unica, che qua sopra abbiamo finito tutto, quindi facciamo questo. Allora, scegli produzione. L'accampamento, un distretto cittadino che ospita strutture militari, non può. Ma può essere interessante. Se c'è snodo commerciale. Penso a livello di attrattiva siamo a posto, vero? Contenti, 3 attrattiva richieste, ok. Siamo però meno a livello di denaro. Facciamo lo snodo commerciale. Dove però? Qua. Sì, perché c'è l'unico punto libero. Perfetto, lo snodo commerciale può essere interessante per. Penso. Ecco, abbiamo la torre, ragazzi. Per il commercio. Intanto, questi spadaccini. Questi intanto. Ah, no, gli possiamo dare una botta. Ecco, dai. Una botta con gli arcieri. Bene, vittoria schiacciante. Questi arcieri. Facciamogli fare. Intanto il carro. Vittoria schiacciante del carro, vero? O no? Vai. La torre. Spadaccini. Avanziamo a distanza così riusciamo a coprire più spazio. Questo che nasconde qua, vediamo. Ancora sti barbari, rompiscatole. Allora. Ok. Allora, stiamo facendo lo snodo commerciale, anche che non abbiamo più soldi. Questi sono tutti i soldati che possiamo mantenere. O vinciamo la guerra così o niente. Vediamo un po' che succede. Ecco. Mamma mia, attenzione. Ah, l'hanno ammazzato. Ah, niente gli hanno fatto, meno male. Ah, il centro cittadino è bombardato addirittura. E allora, ragazzi, qua dobbiamo stare molto attenti. Tutto il battaglione russo era nascosto. Benissimo, allora. E allora facciamo un passettino in avanti con questi. E iniziamo a bombardare cosa? Iniziamo a bombardare questi. Vai. Questi spadaccini qua. Vediamo se possono eliminare questi, perché non vorrei perdere gli arcieri qua. Questi spadaccini elimineranno questi. Perfetto. Ora questi daranno un paio di colpi a questi qui. Benissimo. Il carro vedrà di eliminare cosa? Vediamo un po'. Il carro.
cosa elimina? Questi. Bene. Questo carro adesso eliminerà questi. E questo carro finirà con questo. Lo scout lo mandiamo via, visto che ci ha fatto capire cosa c'hanno. Allora, questo scout qua sotto lo congediamo perché i soldi ci servono. Quindi elimina unità. Ecco, abbiamo guadagnato un po' di soldi che serviranno per alimentare le casse di denaro per questi turni seguenti. Allora, gli spadaccini, questi sono... La torre è importantissima, questa la dobbiamo portare a San Pietroburgo per tutto quello che segue. Fortifichiamo, ragazzi, salviamo. Spero proprio che stia registrando. Se non sta registrando veramente mi secco tantissimo perché rifare tutto. E allora, turno successivo. Vediamo che succede. San Pietroburgo, la Russia torna, si nasconde nelle montagne. E allora che facciamo noi? Noi che facciamo? E adesso bisogna capire cosa fare, perché intanto questa la voglio lasciare qua per capire che tiene là dentro. Allora, come avanziamo? Ah, ecco, queste unità messe qua non possiamo toccarle, quindi intanto i lancieri li portiamo qua giù. Ecco, il carro, questo carro qua giù, potrebbe addirittura avere una vittoria decisiva su questi e una vittoria parziale su quest'altro. Allora, perderemo un bel po' di vita, però il carro serve solo per dargli una bella botta finale. Quindi gli spadaccini che sono qua, questi, li facciamo avanzare. Gli arcieri li portiamo qua su. Dobbiamo, ragazzi, prima eliminare tutti questi. Andiamo qua. Questi li portiamo qua, proprio nel centro della mischia. Carro. Che fare? Questi arcieri non li muovo di qua. Sto carro lo fermo qua. Questi arcieri li fermiamo dove? Sì, questi arcieri voglio eliminare quelli lassù. Vai, passiamo. Mi dà fastidio questa montagna. Se non ci fosse stata sta montagna sarebbe stato meglio. Ora penso che... Che è successo qua? Ah no, fortunatamente si stanno spostando. Oh, me lo sono dimenticato. Aia. Ci andiamo con questa unità. Mamma mia, meglio andarcene. Via, via di qui. Tocca di nuovo a noi o no? Forza. Andiamo via. Male, siamo belli rapidi. E allora, questo carro lo spostiamo qua su. Questi arcieri li mettiamo qua. Questi lancieri li spostiamo qua. Gli spadaccini non possiamo spostarli. Ah, è difficile, ragazzi, sta battaglia. Anche perché dobbiamo fare i conti con l'oro che sta per terminare.
Allora. Quanti passi possono fare questi? 2? Lo so che è una mossa rischiosa, ma volevo farlo. Scout lo mandiamo via. Troppo, 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 troppo! Maledizione! Devo fare un passo alla volta. E allora? Bene. Troppo li ho fatti avanzare, mannaggia a me. La torre la lasciamo qua. Mannaggia a me. Ah, inviamo l'emissario a Hong Kong. Vai. Turno successivo. Povero me. Bene. Epoca media. Immaginerei il mondo intero. Ok, un attimo. Allora ragazzi, a questo punto facciamo così. Allora, questi spadaccini ci servono al fronte, quindi li prendiamo e li portiamo qua. Questi arcieri finiranno il lavoro qua. Ecco. Questi ormai sono troppo lontani, arriveranno con molta... cioè arriveranno dopo un bel po'. Quindi il carro da guerra. Cosa facciamo col carro? Questi spadaccini ora modifichiamoli un attimo. Questi ora arrivano. Il carro lo portiamo qua. E questi li portiamo qua. Li facciamo avanzare per bene. Gli spadaccini che possono fare? Questi sono belli carichi di forze. Li possiamo mettere qua. Oh mamma mia. Allora, potrebbe essere una buona idea fare cosa? Dargli 2 botticelle a questi con il carro da guerra. Tipo una botticella così. Adesso gli arcieri faranno un passo qua in avanti e potranno bombardarli un po'. Benissimo. Questi lancieri adesso possono fare un passo qua. E il carretto questo lo mettiamo qui. Abbiamo troppe forze. Ecco, questi arcieri li dobbiamo portare qua. Questi basta stare lassù. Dobbiamo concentrare le forze qua. Ragazzi, per oggi basta così. Spero che il video vi sia piaciuto. Speriamo che il video sia uscito. E ci becchiamo alla prossima avventura. Ciao a tutti.